Come candele
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei preghiamo perché nessuno possa rendere dolci i cuori di coloro che il Signore chiama al servizio del ministero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
concludiamo questa nostra processione, adesso con la preghiera a Sant'Agostino, ancora una preghiera di ringraziamento e con la benedizione e l'incensazione. Prima di ricevere la benedizione permettetemi di ringraziare ancora una volta la nostra prioressa Gabriella, ringraziare la classe dell'83, come vedete lui è partito che era riccio, è arrivato con queste condizioni. Quelli dell'84 sono ancora freschi perché non sanno ancora cosa li aspetta, ma tra un po' lo capiranno. Ringrazio tutti i cavalieri perché è sempre bello vedere l'accompagnamento a cavallo, ma è anche un impegno perché devi prendere il cavallo, devi ferrarlo, devi portarlo. Tutti hanno onorato Sant'Agostino vestiti in costume sardo, quasi interi. Allora, ecco, ringraziamo veramente anche per tutto questo, ringraziamo i gruppi folk che hanno accompagnato la processione, ringraziamo Tore che ha accompagnato sia all'andata che al ritorno Sant'Agostino con il bellissimo carro dei buoi. Ringrazio veramente tutti per questa bella novena e chiediamo a Sant'Agostino la benedizione. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Agostino, Vescovo e Dottore della Chiesa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, e buona festa a tutti. Ecco, le nuove prioresse ricevono la bandiera e buon lavoro alle nuove prioresse. Se poi ci fossero delle persone generose che per gli anni prossimi vogliono fare il servizio come prioresse, ovviamente non devono fare altro che farlo sapere a me, una alla volta. Adesso la leva dell'83 passa alle bandiere bagnate di sudore alla bandiera leva dell'84. Adesso c'è poi l'invito, prima a casa di Gabriella, poi a casa delle Prioresse e poi in piazza tutti insieme.